Inquinamenti costanti e misure antismog inadeguate a Treviso. Secondo il PD i consiglieri presentano un esposto in Commissione Europea contro il Comune. La replica dell'assessore Manera, denuncia incredibile. Erano annunciati inoltre 300 a Messinti alla manifestazione contro il sindaco Conte, ma una città blindata ha visto passare un corteo di 17 persone e alla fine interviene anche il primo cittadino. Sono stati traditi i valori del movimento. Domenico Lo Sapio lascia il Movimento 5 Stelle e approda il gruppo misto. È la seconda volta in 2 legislature che i grillini spariscono dall'amministrazione della città. Bloccato un capannone che stoccava rifiuti illegali provenienti dal Salernitano, il deposito illegale nella zona industriale di Vacilla, la rivelazione del sindaco di Breda ieri sera durante la puntata 40. Incidente stamane sulla strada che porta alle grotte del Cagliaron, 50enne in bici travolto da un'auto che proveniva dal senso opposto, l'uomo grave in ospedale. Quando l'ho visto ho urlato, è lui, l'abbiamo trovato, spero solo che non abbia sofferto. Le lacrime di Monica Ghirardo che ha trovato il corpo del papà a 9 mesi dalla scomparsa dell'anziano in Cadore. Elezioni amministrative, presentata la coalizione di centrodestra che sostiene compatta Davide Bortolato, intanto il centro-sinistra mette in campo la lista targata PD per Carola Arena. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. In primo piano la dura presa di posizione dei consiglieri del PD a Treviso che hanno deciso di presentare un esposto in Commissione Europea contro il Comune, reo, a loro dire, di non aver messo in atto un'ordinanza antismog adeguata. Sentiamo. Abbiamo intenzione di presentare questo esposto alla Commissione Europea contro il Comune di Treviso, che a nostro avviso ha predisposto un'ordinanza antismog, quindi per combattere l'inquinamento assolutamente inefficace e insufficiente. Lo aveva già annunciato qualche settimana fa, ora il Partito Democratico ha deciso di proseguire denunciando Casugana alla Commissione Europea. Al centro gli sforamenti per i PM10 in città. L'inquinamento purtroppo è arrivato a livelli davvero ormai insostenibili. Pensiamo che già al 6 marzo avevamo superato i limiti consentiti in un anno intero. Ad aggravare la situazione, spiega Grigoletto, le scelte dell'amministrazione a livello di impatto ambientale. Riaperte le ZTL, quindi ha riportato le macchine in centro, invece di aggiungere piste ciclabili in sicurezza ha tolto quelle che c'erano. Il PD poi punta il dito contro il mancato blocco dei motori diesel. Siccome per noi interessa non tanto le questioni politiche ma quanto salute e cittadini, dobbiamo attivare delle politiche che migliorino l'aria, per cui se purtroppo dovremmo rinunciare ai diesel, ragioniamoci come fa Milano e Padova. Colpevole di aver contribuito all'aumento dell'inquinamento, secondo il Partito Democratico, anche l'aeroporto Canova. Ha aumentato in questi anni il numero di voli in maniera consistente, parliamo di 23.000 voli l'anno, questi circa 60 voli al giorno danno un apporto in termini di inquinamento pari a migliaia, 30-35.000 auto vecchie, scassate, inquinatissime. Ma Zanoni si spinge oltre. L'assessore all'ambiente Manera era in conflitto di interessi in quanto partecipava al comitato VIA che deve esaminare il nuovo progetto di ampliamento dell'aeroporto Canova e contemporaneamente era anche assessore all'ambiente appunto del Comune di Treviso. Dopo 4 giorni dall'interrogazione che ho depositato in Consiglio si è dimesso. Il PD dunque pronto a presentare un esposto che nelle intenzioni del partito vuole essere una battaglia culturale per la salute, coinvolgendo le altre forze della minoranza, ma anche associazioni e soprattutto i cittadini. Chiediamo ai cittadini di partecipare a questa battaglia e quindi insieme con noi di presentare questo esposto appunto alla Commissione Europea. E replica al PD l'assessore all'ambiente Manera, chiamato in causa dal consigliere regionale Zanoni, come avete sentito, che lo accusa di conflitto di interessi. Ribatte punto su punto l'assessore all'ambiente del Comune di Treviso Alessandro Manera alle osservazioni rivolte dai consiglieri del Partito Democratico, e il primo a fondo riguarda quanto dichiarato da Andrea Zanoni, che ha tirato in ballo proprio Manera per un presunto conflitto di interessi, facendo poi presente come l'assessore si sarebbe dimesso subito dopo la sua interrogazione presentata in Consiglio regionale. Io non mi sono dimesso dalla Commissione VIA, assolutamente, anche perché non sono incompatibile, ho lasciato il gruppo di lavoro riguardante l'aeroporto che nel periodo in cui io sono stato, da quando io sono diventato assessore, non si è mai riunito in riferimento all'aeroporto. Non voterò in caso si dovesse votare in commissione via regionale in riferimento all'aeroporto
Il PD accusa l'amministrazione di non aver messo in atto un'ordinanza antismog adeguata e sostiene che la situazione è stata aggravata dagli interventi che Kasugana ha messo in atto, come la cancellazione di alcune piste ciclabili. Manera replica tirando in ballo il piano di opere pubbliche di Kasugana, che porterà alla realizzazione di piste ciclabili vere. Diciamo che le piste ciclabili a cui loro fanno riferimento, come quelle di Viale Montegrappa, diciamo non sono le piste ciclabili a cui noi tendiamo e che vogliamo realizzare, perché sono solo degli sgorbi per la nostra città. Per quanto riguarda la denuncia che il PD intende presentare in Commissione europea nei confronti del Comune, l'assessore replica così. Dico anche che vorrò leggere le motivazioni di questa eventuale denuncia, perché proprio quel PD che non ha vigilato per 5 anni sulla nostra città e non ha fatto nessun intervento, poi viene a chiedere a noi conto. Questo mi sembra incredibile. Aspettiamo le motivazioni di questa denuncia e vedremo come reagire. Erano annunciati inoltre 300 tra Sinti e Rom alla manifestazione contro il sindaco Conte lungo le vie del centro di Treviso, ma una città blindata ha visto passare un corteo di 17 persone. Alla fine c'è stato un faccia a faccia con lo stesso primo cittadino. Vediamo. Noi non conosciamo Mario Conte il significato della parola razzismo. Allora Conte, te non solo sei un truffaldino, sei un diffamatore, te Mario Conte sei un ignorante. È partita così questa mattina la manifestazione di Rom, Sinti e Camminanti che chiedono le dimissioni del sindaco di Treviso. Un esercito tra polizia, con reparto celere, carabinieri e polizia municipale attendevano le oltre 300 persone annunciate. Davanti a loro il percorso della stazione fino a Piazza San Vito, con plateatici fatti sgomberare e divieti di sosta ovunque. Tutto per un corteo di 17 persone, che dopo aver atteso invano per quasi un'ora, alla fine hanno deciso di sfilare comunque, bloccando al loro passaggio Treviso. Costante lo slogan provocazione nei confronti della città. Chi è di voi che ci abbiamo Napoli? Chi è di voi che ci accusa di rubare? Chi è di voi che ci accusa di non pagare le bollette? Cittadini che al passaggio hanno risposto così alla provocazione. Io non l'accetto una situazione di questo genere. Se dico quello che penso e cosa, i miei meeting era qua tanti diritti e sanno dove abitano i diritti, però i doveri non sanno dove abitano. Chi va a lavorare in miniera deve andare a lavorare. Vedo pochi di loro, purtroppo mi piacerebbe che, visto che è un popolo, fosse un po' più unito. Gli esercenti non parlano ma lamentano la città bloccata con la fuga dei clienti e tutto per una decina di persone. Il clou è arrivato in Piazza San Vito quando dai taxi i turisti sono scesi per tornare in albergo a piedi e i disabili sono stati costretti ad attendere in macchina che finisse la manifestazione. Da quanto sei che sei in coda? Da 10 minuti. Cosa ne pensa? Chi va a lavorare. Alla fine in piazza è arrivato anche il tanto contestato sindaco, che per prima cosa ha chiesto scusa a tutti. Intanto io mi scuso con le forze dell'ordine, la polizia, i commercianti, perché purtroppo hanno perso una giornata di lavoro. E proprio per questo poi il sindaco ha affrontato direttamente i manifestanti. Non vedo l'ora di andare in tribunale a difendermi dall'accusa di razzismo. Ci ho pensato un provvedimento e continuerò a controllare i requisiti degli alloggi comunali. Era nell'area da qualche giorno e questa mattina l'annuncio è arrivato via social. Il consigliere comunale Domenico Lo Sapio lascia il Movimento 5 Stelle, approda il gruppo misto in Consiglio Comunale. È la seconda volta in 2 legislature che i grillini spariscono dal governo della città. Il post è arrivato questa mattina, ma non si è trattato di un fulmine a ciel sereno. Domenico Lo Sapio lascia il Movimento 5 Stelle, ma non la carica di consigliere comunale a Treviso, approdando al gruppo misto a Palazzo dei 300. Lo Sapio motiva così ai nostri microfoni la sua decisione. Perché negli ultimi mesi penso che sia evidente che uno dopo l'altro siano stati diciamo così, traditi tutti i principi fondanti del movimento e credo che sia sotto gli occhi di tutti che questioni sulle quali il movimento ha sempre fatto battaglie da anni, come per esempio quella sul TAV oppure tornando indietro nel tempo anche quella sul TAP, sono state affrontate nel modo opposto rispetto a quello che abbiamo
abbiamo seguito per anni, penso anche al salvataggio di Salvini, insomma tutte cose che non sono mai state tra i principi del movimento. Così dopo 9 mesi dall'elezione l'ex candidato sindaco grillino lascia il movimento e non è una novità per Treviso, che già con il debuttante Gnocchi, dopo 4 anni dalla scorsa legislatura a Manildo, aveva visto un film pressoché identico. Inevitabili i commenti sulla pagina Facebook di Lo Sapio, per la stragrande maggioranza non certo lievi nei suoi confronti, e tra chi gli chiede di lasciare la politica il posto ad un altro grillino più convincente e chi ipotizza una sua conversione al centro-sinistra di Zingaretti, lui risponde secco. Dal mio punto di vista io continuerò a fare quello che io e una volta il movimento dicevamo, il programma è quello e si continua a lavorare su quello. Continuerò a lavorare tema per tema e come è capitato a volte ho avuto posizioni uguali a quelle della maggioranza, a volte uguali a quelle degli altri partiti d'opposizione, a volte diverse dall'uno e dall'altro, quindi ripeto, non cambierà assolutamente niente, ma non ci sarà un mio schieramento né con un partito né con l'altro. Siamo alla cronaca, è stato trasportato in gravi condizioni il ciclista trevigiano cinquantenne che questa mattina è finito contro un'auto che proveniva dalla direzione opposta. Stando a quanto ricostruito, l'uomo stava percorrendo la strada che porta alle grotte del Caglieron quando nei pressi di una curva sarebbe finito contro la vettura. Violento l'impatto, immediato l'intervento del SUEME che ha trasportato con l'elicottero il cinquantenne in ospedale. Un capannone che stivava di rifiuti industriali provenienti dal Salernitano e il deposito illegale nella zona industriale di Vacil. La rivelazione ieri sera durante la puntata di 40 da parte del sindaco di Breda, Moreno Rossetto. Su quei casi dei capannoni con i rifiuti, noi ne abbiamo bloccato uno da 10.000 metri quadri che era pieno per un quinto. Ah sì? Nella zona artigianale di Vacil. Vacil come Asigliano Vicentino, rifiuti industriali stipati illegalmente in uno dei capannoni dismessi di una delle tante aree industriali della Marca. Una rivelazione ieri sera durante la puntata di 40, nel punto in cui si ricordava una falegnameria illegale. Erano gli anni 90, mentre la storia del capannone di scarica è di fine 2018. E 6-7 mesi fa. Li abbiamo bloccati con i carabinieri. Perché c'erano due vai di camion, segnalazioni a fianco, ed è un po' il caso che c'è sulla stampa di oggi, che era proprietà anche di un istituto di credito. Pure? Certo, che poi questi delinquenti hanno dato le chiavi per un affitto provvisorio così, perché dovevano comprare cose, l'hanno riempito tra il 25 di gennaio e il 25 di dicembre e l'8 di gennaio dell'anno scorso, 2017-2018. Sono arrivati 40 camion. E poi come siete bloccati, fermati, polizia, procura e l'istituto di credito proprietario si è fatto carico di tutte le spese. Fondamentale l'attenzione del territorio da parte della popolazione, che ha subito allertato il sindaco. Dobbiamo esserci, dobbiamo capire quali sono i posti sensibili e queste cose qua, ma per dire è passato tranquillo perché non volevamo dare segnali di un certo tipo, ma per dirti non sono lontani. E chi ci metteva dentro l'azienda di dov'era? Allora, piemontesi e camion che venivano quello che abbiamo bloccato là veniva da Salerno. Tanti palloncini bianchi lasciati volare in cielo per salutare Francesca Scherinzi, la giovane mamma di 34 anni morta la scorsa settimana, poche ore dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio all'ospedale di Oderzo. Nel pomeriggio a Castrignano del Capo, paese d'origine della donna, i funerali, una folla commossa ha dato l'addio a Francesca, che con il marito viveva ad Annone Veneto. Il 13 marzo era stata ricoverata nel nosocomio trevigiano per dare alla luce un maschietto con parto indotto, ma dopo pochi minuti le sue condizioni erano precipitate fino alla morte. Quando l'ho visto ho urlato, è lui, l'abbiamo trovato, spero solo che non abbia sofferto. Le lacrime di Monica Ghirardo, che ha trovato il corpo del papà a 9 mesi dalla scomparsa dell'anziano in Cadore. Fatto sta che a un certo punto lui mi ha detto: cos'è quella roba verde là in fondo? Io che avevo il cannocchiale, come l'ho vista, ho detto:
sono gli stivali di mio papà, e io ho urlato, l'abbiamo finalmente trovato, poi siamo andati lì ed era lui, e è morto nelle sue montagne perché lui adorava la montagna, proprio l'adorava. Il momento cruciale in cui 9 mesi di angoscia finiscono. Il momento in cui Monica Ghirardo e il compagno trovano papà Giocondo in mezzo a un bosco, fuori sentiero, in località Pescoltre, laterale della Val Tovanella, verso Ospitale di Cadore. A più di 2 ore di cammino dal luogo del ritrovamento dell'auto dell'anziano, nel giugno scorso. Ed è una tempesta di sentimenti per una figlia che ha cercato senza mai fermarsi. Il dolore, ma anche il sollievo di poter dare una sepoltura a Giocondo e un certo senso di rammarico, chiedendosi come sia stato possibile da parte delle squadre di soccorso non ritrovarlo prima. Avendo ritrovato il cappellino su Piave, magari tanti ipotizzavano l'idea che fosse stato trascinato via poi con l'ultima alluvione, sicuramente coperto da detriti e quant'altro. È una zona tanto vasta, cioè, da un lato potevano tastare di più, quello sì, soprattutto quella zona là. Però dall'altro non si sapeva dove andare perché c'era questa possibilità del Piave, Ospitale, da Vestra, Val Tovanella, c'erano tante zone da controllare. Monica quella speranza non l'ha mai persa, nemmeno ieri. Durante il cammino io chiamavo mio papà e gli dicevo: dammi un segno che se sei qua che io ti trovi. Fino a quegli istanti impossibili da dimenticare. Lui tutto intero, con un orologio che funzionava perché andava a luce solare e non aveva neanche una foglia sopra. E una figlia che cerca di ricostruire gli ultimi istanti di vita del papà. Praticamente davanti a lui vedeva questa montagna innevata bianca. Lui è morto dove voleva praticamente. Io ho pensato, suppongo che siccome arrivare lì è una zona abbastanza ripida e si fa fatica, e lui probabilmente quando è arrivato si sarà seduto e gli sia venuto un infarto, io credo. Ora c'è un corpo a cui dare sepoltura, ci sarà una tomba sulla quale posare dei fiori. Per Monica, nel dolore immenso, solo una consolazione può arrivare dall'autopsia. Che non abbia sofferto con la speranza che andassero a prenderlo, quello sì. Siamo alla politica. Ieri sera si è aperta la festa della Lega in Prato Fiera Treviso. Sul palco protagonista il governatore Zaia, che ha parlato dei temi caldi del momento, dalle immigrazioni alle grandi opere, ma soprattutto di autonomia. Il dossier sulle autonomie regionali diciamo che va avanti, ma si è un po' rallentato, nessuna colpa, è che le cose vanno fatte bene, siamo disposti ad aspettare un po' per farle bene. Suonano come una nuova frenata per la macchina autonomista le parole del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti. Dunque all'orizzonte il rischio di un ulteriore allungamento dei tempi. Ieri sera il governatore del Veneto Luca Zaia è intervenuto alla serata inaugurale della festa della Lega a Treviso, intervistato dal nostro direttore Luigi Bacialli, aveva ribadito che il 2019 sarà l'anno dell'autonomia. La pagina di storia questo governo, aveva detto Zaia, la scrive con il progetto dell'autonomia. Il Presidente ha sottolineato come tutto l'iter sia stato fatto nel pieno rispetto della Costituzione, anche se qualcuno, ha rimarcato il governatore, sostiene il contrario. Loro devono avere solo una cosa, rispetto per il popolo, perché quando parlano male dell'autonomia offendono tutti noi, offendono 2.328.000 veneti. La democrazia prevede che chi ha la maggioranza governa, e in Veneto il governo del popolo ha detto che ci vuole l'autonomia. Nessuno deve permettersi di venire qua a dire che l'autonomia non va bene. Zaia è tornato poi sulle polemiche sollevate da alcune regioni del sud che hanno parlato di una secessione dei ricchi. Ed è vergognoso pensare che in giro per l'Italia ci siano regioni nelle quali le donne hanno più mortalità se hanno un tumore al seno solo per un motivo, perché si trovano in quelle regioni, non per colpa nostra. E non si può far polemica contro il Veneto facendo credere a quelle donne che hanno il rischio di morire di più per colpa del Veneto. Questa è colpa della classe dirigente del Sud. Tra le 23 materie richieste nella bozza di autonomia la sanità, con l'ormai cronica mancanza di medici. Noi mandiamo in pensione spesso medici ancora molto in gamba, che per la scusa che hanno 65 anni, dalla sera alla mattina spengono l'interruttore e se ne devono andare via. E dove vanno? Dai privati a lavorare. Tenteremo di sfondare il muro del no presentando una delibera, e qui l'assessore Lanzarin,
per avviare la riassunzione dei medici andati in pensione. E a chi sempre più spesso gli chiede di scendere in piazza per l'autonomia, Zaia risponde: a noi la piazza non fa paura, che sia chiaro questo, non ci fa paura la piazza, ma se si tratta di andare in piazza lasciatelo decidere a me quando, come e dove. Ci spostiamo ora a Mogliano, centrodestra compatto a sostegno del candidato Davide Bortolato, oggi la presentazione della coalizione. Mogliano è una piazza difficile, sappiamo benissimo che è una roccaforte del centro-sinistra e quindi per vincere bisogna trovare una giusta coalizione. Per espugnare Mogliano il centrodestra mette in campo lo squadrone da battaglia pesante, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e una civica, tutti insieme, il frutto di riunioni di segretari e coordinatori è un'unità per nulla scontata, men che meno per Mogliano, dove le divisioni nel centrodestra e nella stessa Lega Nord furono fatali 5 anni fa. Ma la musica è cambiata, assicura Darè. Il vento è decisamente cambiato, è chiaro che quando all'interno di un movimento politico ci sono delle rotture o comunque delle lotte, diciamo, intestine, queste non fanno bene al movimento, anzi lo distruggono. È chiaro che adesso l'aria è cambiata, abbiamo un Matteo Salvini straordinario che sta dando un traino fortissimo. Insieme per Mogliano, questo è il nome della coalizione che punta tutte le sue carte sul candidato sindaco Davide Bortolato. Ci sarà la mia lista civica che è formata da amici, da imprenditori, professionisti che hanno deciso di darmi una mano, che sono scesi in campo, e poi abbiamo i 3 partiti storici della destra che stanno lavorando in maniera importante, stiamo assieme costruendo un programma che vuole cambiare Mogliano. Sicurezza e maggiore attenzione all'ambiente, i cardini del programma. Servono più telecamere, serve la firma del protocollo d'intesa sul controllo di vicinato, serve un vero e proprio piano della sicurezza che vada a togliere tutto quel degrado legato alla prostituzione che c'è sul terraglio. 46 anni, architetto, sposato e padre di 2 figli. Bortolato è consigliere uscente di opposizione ed è stato già assessore all'ambiente nella giunta di Giovanni Azzorini, l'ex sindaco oggi spettatore. Io sono a sostegno di Davide Bortolato per continuare il percorso iniziato tanti anni fa. Anche il centro-sinistra a Mogliano ha presentato la lista che sostiene il sindaco uscente Carola Arena. Si tratta dei Democratici per Mogliano targati PD. Carola Arena, sindaco uscente, questa mattina ha presentato assieme al segretario del PD la nuova lista che entra nella sua squadra. Si tratta dei Democratici per Mogliano, con il cuore nel Partito Democratico, come ci dice lei stessa. C'è piena soddisfazione perché stanno entrando in gioco persone nuove con forze nuove e credo che questo sia importante proprio per dare continuità a quanto fatto in questi 5 anni e che abbiamo intenzione di continuare a fare per i prossimi 5. Il PD si apre al territorio, una fase importante della storia di questo partito. Credo che sia un passo importante soprattutto nel momento in cui a livello locale si parla di problemi del territorio. Una lista che si pone l'obiettivo di riunire quanti si riconoscono nei valori democratici e nelle esperienze civiche di centro-sinistra. Vogliamo essere inclusivi e recuperare anche tutte quelle persone che negli anni hanno fatto politica nel centro-sinistra, magari che si riconoscevano come elettori ma che non hanno mai preso la tessera. Vogliamo realizzare qualcosa di nuovo, di aperto e più forte. Noi vogliamo lavorare nel segno della continuità, dicono. Secondo noi c'è bisogno di continuare su questa strada, c'è bisogno di andare a recuperare gli immobili dismessi. In particolare io penso che una cosa strategica sarà la realizzazione della biblioteca nel parco di Villa Longobardi. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio ed ora la storia di un bambino oggi diventato un ragazzo, si chiama Samuele, circa 10 anni fa a Zerobanca era stato travolto dal muletto guidato dalla mamma, è stato in coma per tanti mesi, si è svegliato ed è tornato ad una vita normale. I genitori hanno voluto lanciare un messaggio di speranza. Sono trascorsi quasi 10 anni da quel terribile giorno. Samuele allora aveva 6 anni e stava giocando in cortile con altri bambini. Ad un tratto il terribile incidente, una manovra con il muletto, il piccolo viene investito. Da quel giorno la vita dei genitori è cambiata. La corsa in ospedale, 1000 battaglie. Oggi mamma e papà, assieme a Samuele e al fratello, hanno voluto raccontare la loro storia fatta di fede ma anche di speranza. Si può dichiarare benissimo che non sia andata bene, dir bene è troppo poco, è andata di lusso, di più, non ci sono parole per descrivere i risvolti.
questo è il fattore principale. Si può dire certamente dalla morte a una seconda vita, una nuova vita. Una forza immensa ha portato mamma e papà a rimanere attaccati a quella speranza di poter vedere presto il sorriso di Samuele. La mia forza maggiore era credere nel massimo che potevano dare i medici al Cafoncello, in generale tutti i medici messi insieme hanno anche dichiarato che dovevano dare di più delle loro possibilità e comunque anche loro hanno dichiarato che ha fatto più di tutti è stata la forza di Samuele, dichiarato dai nostri medici. A guardare Samuele ogni giorno nello stato in cui era, che era veramente uno stato disperato, e guardare lui ti facevi forza e ogni giorno speravi che insomma ci fosse anche un piccolo miglioramento, e c'è stato, e questo ti aggrappavi a questo, insomma. Per mesi e mesi la vita del piccolo è rimasta appesa ad un filo, poi quelli che molti hanno definito un miracolo. Samuele oggi è tornato alla quotidianità e, come ha detto il papà, alla sua seconda vita. La cosa più importante è che sia qui e come è qui Samuele. Saranno 52 le aziende del commercio, turismo e dei servizi che domani saranno premiate dall'Ascom al Teatro Comunale di Treviso, e sarà anche l'ultimo intervento ufficiale di Renato Salvadori come presidente dei commercianti. All'Ascom l'hanno chiamato premio alla generazione T, che sta per terziario, ma soprattutto trasformazione. Ma molti in quel T vedono anche tenacia dei commercianti, soprattutto nei centri storici, che non vogliono cedere allo strapotere dei centri commerciali. 52 le imprese della Marca che domenica pomeriggio saranno di scena al Comunale, tutti che combattono ogni giorno da almeno 40 anni. Chi ha resistito 40 anni non è un eroe, è semplicemente la persona più flessibile, più aperta, più intelligente per affrontare il mercato nel modo giusto, cioè rispondendo alle esigenze del consumatore. E che sia un premio, oltre a chi si è saputo trasformare rinnovandosi costantemente, anche a chi sta in trincea ogni giorno, lo dimostra l'orario di inizio della manifestazione per accontentare tutti. Questo dà l'idea del perché sia difficile all'interno del terziario il ricambio generazionale in alcune situazioni. Per cui penso per esempio a chi fa accoglienza piuttosto che ristorazione. Questi hanno finito il primo turno licenziando le camere oppure servendo il pasto di mezzogiorno e si preparano per il secondo, e quindi abbiamo collocato il premio la domenica pomeriggio dalle 15:45 alle 18:30 al massimo, per consentire loro di andare a lavorare dopo. Sarà anche il momento dell'addio con l'ultimo discorso del presidente dei commercianti, un pomeriggio davvero particolare soprattutto per Salvadori, che tra l'altro premierà se stesso. Questo è un colpo basso che mi ha messo in grande difficoltà, l'ho scoperto stamattina e quindi devo precettare la mia azienda, che è fatta soprattutto dai miei familiari, perché io ci sono relativamente, perché siano loro a raccogliere il premio. Ed è davvero tutto da Treviso, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per essere stati con noi e buona serata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. Ci attende una domenica caratterizzata ancora dal bel tempo, l'alta pressione infatti non molla la presa, ma vediamo in maniera più approfondita la situazione del 24 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, vedete il cielo sarà sereno su tutti i settori o al massimo poco nuvoloso sui monti. Temperature minime tra 2 e 6 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 21 gradi circa. Poche novità sul Friuli Venezia Giulia, la nostra grafica ci mostra che sarà soleggiato ovunque, il cielo si presenterà al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 5 e 12 gradi, massime comprese invece tra 17 e 21 gradi circa. Condizioni di bel tempo anche sul Trentino Alto Adige, con ampio soleggiamento ovunque, con cielo sereno e limpido un po' su tutti i settori. Temperature minime sui 4 gradi, le massime invece si attesteranno intorno ai 22 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.